bella oggi, la giornata perfetta oggi dell'allenamento, oggi è solo la giornata giusta per correre oggi. Bellissima, spettacolare e ci voleva proprio. Le colline erano là prima di noi, saranno là dopo di noi. Oggi le colline sono vostre, dovete morire, dovete conquistarle. Vai, via! La scuola elementare di Bigolino anche quest'anno partecipa alla Ciclamino. No, vediamo tanta gente qua, tutta contenta, tanti amici qua che fanno anche da ridere qua. No, sicuramente sarà una bella gara, una bella esperienza per tutti. Bellissima, è andata bene. È un po' dura, no, bella, bellissima, temperatura perfetta, aver 20 anni in meno sarebbe stato meglio. È finita, è stata una faticaccia, ma alla fine ci ha ripagato. Quasi 1200 persone hanno partecipato questa mattina, è stato un successo. La prima cosa che ci viene da dire è soprattutto ringraziare la Proloco. Se riusciamo ad avere questo successo è grazie a loro. Noi magari siamo il braccio operativo, ma il vero cuore e la mente di tutto sono loro. La Proloco ci sostiene e soprattutto organizza un evento del genere. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato, spero che il percorso sia stato piacevole. Le colline oggi erano bellissime, c'era un sole splendido. Io questa mattina ho provato a fare il percorso, l'ho trovato splendido, quindi un successo e sicuramente nonostante tutto ci rivedremo il prossimo anno per la 43esima edizione. La Proloco sempre in prima fila. Sì, la Proloco, ma soprattutto le Lepri Stracche. Se non ci fossero loro questa manifestazione andrebbe persa. Speriamo che vengano dentro anche altri giovani. Grazie alla giornata, bellissima, grazie anche alle persone e all'affluenza perché quest'anno ha superato tutte le aspettative. Speriamo che il prossimo anno veniate ancora numerosi e che ci sia ancora una bella giornata. Devo
sentito prima i numeri degli iscritti, quindi sempre più numerosi gli atleti che partecipano a questa competizione, appunto la corsa del ciclamino. E quest'anno ovviamente anche il coinvolgimento delle scuole è stato una toccasana in pratica, perché ha visto partecipare i ragazzi delle scuole e coinvolgendo insegnanti, scuole stesse, di cui ringrazio, perché anche oggi sono qui, sebbene è giorno di festa, sono qui presenti sia con i ragazzi ma anche con il loro supporto. Un ringraziamento ovviamente va alle Lepri Strache, sempre attivi in questo settore, anzi sono proprio loro i promotori. Ringraziamento a tutti i volontari da parte mia e dell'amministrazione comunale, ovviamente della Pro Loco La Vidorese.